Buongiorno Avvocato Roberto Brazzale, grazie per la sua disponibilità ancora una volta, grazie a nome di Regione Veneto, Veneto Lavoro e Veneto Welfare Unità Operativa. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Siamo oggi in un momento di confronto, dando continuità a quelle che sono le nostre appuntamenti e interviste costanti, e abbiamo l'occasione di avere un minimo di proposte e di riflessioni con l'avvocato Roberto Brazzale dell'azienda Brazzale SPA, un colosso indubbiamente, un leader a livello mondiale in un settore dove l'Italia ha tutto il rispetto del mondo, che è il settore alimentare, ma soprattutto il settore lattiero-caseario, poi, che è una caratteristica poi del prodotto italiano. Noi vorremmo farle alcune domande e quindi, come dicevo all'inizio, la ringraziamo fin da ora sulla sua disponibilità e magari faremo anche qualche provocazione. A noi interessa, come Veneto Welfare, iniziare un percorso con le aziende, quindi questa per noi è la terza fase delle interviste, con loro cercare di comprendere quali sono, ad esempio, le ragioni dell'impegno, che cosa porta un'azienda come la sua, come l'azienda Brazzale SPA, a impegnarsi in tema di welfare e avviare welfare all'interno della propria impresa. Forse ho il privilegio di appartenere ad un'impresa che esiste da secoli, dunque abbiamo alle spalle, abbiamo una memoria che continua tra le generazioni e grazie a questo forse abbiamo più chiara la consapevolezza che l'impresa o l'azienda è in realtà una comunità di persone la quale è organizzata in questo modo perché oggi così deve procurarsi i mezzi per vivere, no? Questo è il secondo principio di specializzazione. Noi imprenditori siamo, diciamo, pro tempore proprietari dei mezzi, del capitale, ma in realtà abbiamo la responsabilità di organizzare questa comunità, un po' come se fosse un sindaco, però un sindaco che non è soggetto alle elezioni, no? E ciò caratterizza una cultura che è tipica delle imprese familiari che durano da generazioni magari, che hanno la perfetta coscienza di essere parte integrante della comunità in cui operano. E di conseguenza hanno una visione che è di lunghissimo termine e trascende poi le visioni, diciamo, più prettamente aziendaliste, diciamo anche passeggere, mondane, no? E di conseguenza per noi il rapporto con i nostri collaboratori è un rapporto innanzitutto di convivenza e perciò il bene, il benessere della nostra comunità è parte integrante, è tutt'uno, è come se noi fossimo un organo di una fisiologia più ampia e abbiamo la responsabilità di svolgere la nostra funzione al meglio. Di conseguenza è impensabile avere una visione dell'azienda che prescinda dalla sua integrazione con il territorio, il che significa territorio non è un concetto astratto, sono persone in carne ed ossa, sono famiglie, sono persone che hanno tutte le loro vicende umane e che si intersecano con la vita dell'azienda. Noi passiamo più tempo in azienda che a casa. Di conseguenza il clima che si vive in azienda, le relazioni, i rapporti, le soddisfazioni che si vivono in azienda sono estremamente importanti nella vita delle persone. E di conseguenza questa responsabilità civica, sociale prevale su qualsiasi altra. È chiaro che noi dobbiamo fare impresa in modo efficiente, cioè l'impresa non esiste senza profitto, non esiste senza il conseguimento dei margini operativi che le permettono di essere forte, di essere competitiva, di conseguenza di generare occasioni di lavoro e di lavoro vero, non di lavoro assistito, sussidiato. Ecco, questo mix diciamo di
di dovere, di essere competitivi, di essere sotto l'aspetto imprenditoriale attuali, forti, vivaci, e contemporaneamente di vivere con la propria comunità diciamo, è il nostro ruolo, la nostra responsabilità. Quando io ai miei figli dico sempre che c'è un momento nel mese in cui noi possiamo dirci soddisfatti, quando paghiamo 800 stipendi e li paghiamo grazie al lavoro di tutti, grazie al margine che tutti assieme abbiamo creato operando sul mercato in un regime di concorrenza, libertà e responsabilità. Quali sono gli esempi più significativi in termini di welfare? Cosa state facendo in termini di welfare all'interno della vostra impresa? Se per welfare intendiamo la previdenza, l'attenzione, la cura, noi ovviamente rispettiamo tutte le norme che lo Stato, che i contratti collettivi che diciamo ci impongono, e quello è il minimo sindacale. Poi qui inizia il mondo della relazione con i nostri collaboratori. Il primo atteggiamento di disponibilità è quello innanzitutto umano, di come ci si comporta in azienda, della relazione che si ha, della disponibilità che si ha nei confronti del... Noi abbiamo 800 dipendenti, ma quasi li conosciamo tutti, se non io da solo con i miei fratelli, ed è questo il primo dovere, cioè avere una relazione umana, essere vicini ai nostri dipendenti nella loro vita e dove possibile anche poter essere di supporto. In termini materiali, ovviamente noi cerchiamo di sfruttare al massimo le occasioni, quelle poche occasioni che lo Stato offre di restituire alle imprese ciò che depreda sistematicamente con un'eccessiva vessazione fiscale, per cui cerchiamo di recuperare a favore dei nostri dipendenti quei benefici, quelle misure standardizzate di Stato, diciamo, che possiamo e che vengono offerte di volta in volta in questo caos normativo, in questa babele continua di provvedimenti. Poi però viene il punto chiave, che è ciò che noi pensiamo sia nostro dovere, e ciò che diciamo non solo è un dovere, ma è ciò che ci fa sentire veramente utili anche, cioè che ci fa sentire la comunità, membri di una comunità che fa bene, che fa le cose bene. Nel caso di specie ogni tempo, ogni epoca storica ha le proprie problematiche e caratteristiche. Quella attuale, diciamo che è un'epoca molto triste, perché noi siamo una civiltà dominata da una dittatura senile, una civiltà che ha dimenticato la procreazione, ha dimenticato il ruolo della donna e dell'uomo come mamma, come papà, e una pessima cultura che si è affermata negli ultimi decenni, anche e soprattutto a causa dei sindacati che hanno stradominato lo scenario negli ultimi decenni. Questa pessima cultura ha posto in fondo alla scala delle priorità la maternità o la procreazione, la filiazione. Dunque oggi il tema è come possiamo reagire, compensare questa dimenticanza, questa gravissima disinteresse verso queste categorie. E abbiamo avuto un episodio un paio di episodi che sono stati significativi. Il primo in assoluto è avere lavorato in un paese civile. Il paese civile è, nel caso nostro, la Repubblica Ceca, un paese che tuttora conserva un impianto normativo a favore dei giovani, dei padri e delle madri, indifferentemente chiaramente, perché le misure non sono targate maschio o femmina, sono indifferenti. Il papà e una mamma sono, diciamo che accedono agli stessi benefici. E la misura più importante che noi abbiamo visto applicare, abbiamo applicato noi, abbiamo 350 dipendenti,
lavoriamo da 20 anni, è quella del congedo parentale lungo, cioè congedo parentale di 3 anni. Lì per 3 anni il papà o la mamma possono rimanere a casa, garanzia del posto di lavoro, e viene erogata una somma che equivale a circa 20, 25, 30% dello stipendio. Lei sa quali sono i numeri in Italia? In Italia si perdono 300.000 vite all'anno, 700.000 morti, 400.000 nati. Cioè circa il 30%, oltre il 30% il saldo tra morti e nati. Il punto è la situazione in cui, cioè le ragioni di questa incredibile, unica al mondo, perché siamo il record mondiale negativo, derivano soprattutto dal rapporto tra la donna e il lavoro e tra i genitori e il lavoro. È sul luogo di lavoro che soprattutto si nascono, crescono le preoccupazioni, gli ostacoli, i freni, le sofferenze. Noi abbiamo spesso, la cronaca ci dà, e anche la cronaca quella che non ufficiale, perché certe cose sono tabù, non si possono dire. Centinaia, migliaia di donne devono firmare le dimissioni in bianco, in caso di gravidanza verrebbero usate. Conosciamo di fatti di cronaca dove le donne soffrono. Io lo conosco perché ho ricevuto moltissime telefonate da persone, papà e mamma. Soffrono perché? Perché nel mondo del lavoro la donna mamma, la donna in gravidanza, è una scocciatura. Ed è una scocciatura anche per i propri colleghi, diciamolo chiaro, non è sempre solo l'imprenditore. Anche i colleghi sono insensibili molto spesso. Dunque va ribaltata la situazione. Per ribaltarla sono necessarie delle misure radicali, non robettine, non qualcosina tipo il parcheggio presso un asilo del figlio, capisce? Perché queste sono soluzioni disumanizzanti. Chi ha visto una mamma portare il bambino di 8 mesi, 9 mesi all'asilo sa qual è la sofferenza per la mamma e per il bambino. Non sono quelle le misure. Innanzitutto la misura è quella di far capire ai propri dipendenti che la cosa più importante della nostra comunità è la maternità. Per cui tutto il resto si può organizzare. L'esperienza della Repubblica Ceca ci ha insegnato che si può benissimo fare questa cosa e tutto funziona. Innanzitutto un comportamento di accoglienza, di correttezza. Poi noi abbiamo avuto l'episodio che ha scatenato questa nostra reazione, è stato quello di una mamma che non aveva il coraggio di dirci che lei era incinta. E quando io ho visto questa cosa qui, ho pensato che si fosse arrivati ad un livello di bestialità nella nostra civiltà che meritasse una reazione. Così abbiamo istituito questo baby bonus, cioè abbiamo deciso di punto in bianco, senza coinvolgere i sindacati, perché non è necessario. Noi abbiamo un potere enorme, immenso, gli imprenditori hanno un potere immenso, una libertà immensa che non sanno di avere, non usano, non vogliono usare. Perché? Perché guardano sempre alle strutture codificate, a ciò che fa il sindacato, a ciò che propone lo Stato. Ma perché? Ma noi siamo liberi, non siamo liberi di fare la pubblicità di una squadretta di calcio? Sì. E allora non siamo liberi anche di erogare delle misure a favore di qualcuno che fa parte della nostra azienda, dei nostri dipendenti. Così abbiamo fatto una mensilità, appena nasce il bambino o viene adottato, subito 1.500 euro. Lordi ovviamente, lordi perché? Perché lo Stato mette le sue manacce anche su queste cose qui, cioè non esiste nessuna forma di agevolazione nonostante siano state presentate le proposte di legge. E comunque il povero dipendente che comunque riceve questo premio deve comunque pagare le imposte normalmente, anche in queste circostanze. Quindi voi date una mensilità praticamente. Sì, abbiamo una fissato mensilità 1.500 euro per fare una media, diciamo più o meno, no? È chiaro che per un dirigente è meno di una mensilità, ma più o meno è quello l'importo. È una mensilità aggiuntiva. Cosa è interessante? Allora, questo ha stato subito di effetto, di grande effetto, perché è stato un messaggio chiaro, fortissimo, oltre all'aspetto tangibile anche il messaggio simbolico. Poi però noi volevamo arrivare oltre, volevamo arrivare a dare il tempo alle mamme, il tempo, cioè a questa categoria di nostri concittadini deve essere dato ciò di cui hanno bisogno, devono stare insieme con i loro bambini. I bambini stanno bene con le mamme e il papà, e il papà e la mamma stanno bene con i bambini, specie nell'infanzia, nella primissima infanzia. Come fanno nei paesi civili, 3 anni di congedo parentale. Dunque, cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a capire come si potesse fare ad estendere il congedo parentale.
E qui sono nate le complicazioni, perché il sistema italiano è ostile, non è favorevole a queste misure. E se non sono misure previste dagli accordi o dallo Stato o dagli accordi sindacali, è un ginepraio riuscire ad adottarle. Così cosa abbiamo fatto? Di fronte alle difficoltà abbiamo deciso, bene, facciamo un contratto part-time, retribuito al 30%, senza obbligo di presenza, per un anno, fino ad un anno dopo il rientro dal congedo di legge. Ecco che così si può arrivare fino ai 2 anni del bambino, rimanendo a casa, o il papà o la mamma, con la retribuzione al 30%. Così com'è la retribuzione, diciamo, nel congedo ordinario, il congedo di legge, e com'è nei paesi civili. E ovviamente accanto a questo abbiamo previsto la massima flessibilità negli orari, perché molto spesso è questo che anche crea molte difficoltà, sofferenze alle mamme e ai papà, no? Alla mamma specialmente, e dunque più possibile andare incontro. E deve essere un messaggio forte all'interno dell'azienda. Tutti gli altri lavorano per questo. Tutti gli altri sono a supporto di questo momento bellissimo ma delicato in cui si trovano i nostri collaboratori. Com'è stata la reazione del personale poi? Positiva, negativa, personale interno? Beh, senz'altro positiva, è stata una reazione sorpresa perché il nostro è un paese per vecchi. Guardi, basterebbero 5 miliardi di euro probabilmente all'anno per sostenere un congedo parentale allungato. Lei sa quanto si spende in Italia per pensioni? Oltre i 200 miliardi. Dunque basterebbe che noi anziani, adulti o anziani, dicessimo bene, prendiamo una parte queste risorse e le mettiamo a disposizione di questa categoria. Ma non si fa perché i bambini non votano. Apprezziamo la trasparenza nelle idee e nelle posizioni, quindi in qualche modo le chiediamo che cosa chiede anche al sistema pubblico per aiutare piani di welfare aziendale e mi permetto, interpretando un po' le sue parole, per cercare di andare oltre a quella che sembra essere da lei descritta come una gerontocrazia geriatrica che condiziona probabilmente quelle che non sono solo scelte sociali, ma sono anche scelte di competitività economica che non è da sottovalutare. Sì, io ho avuto la fortuna di vivere e di lavorare, ce l'ho in una Repubblica Ceca, un paese fortemente competitivo, nonostante abbia misure di tutela elevatissime. Dunque, le due cose sono assolutamente compatibili, purché si scelga di scandire le priorità, purché le risorse che sono limitate della spesa pubblica vengano orientate in modo corretto. Quando abbiamo fatto il baby bonus, ci si sono avvicinati anche alcuni esponenti della politica nazionale sensibili e è stata presentata una proposta di legge, la quale proposta di legge prevedeva la defiscalizzazione di questi premi, dunque non l'intervento dello Stato in nessun modo, semplicemente lo Stato si asteneva da prelevare dalle mani delle mamme e dei papà dall'ordo prelevare dei denari. Eppure quella proposta è finita insabbiata, come puoi immaginare. Cosa si può chiedere? Innanzitutto si può chiedere che ci lasciano stare, che ci lasciano operare, che non frappongano ostacoli di carattere normativo, che riconoscano la superiore nobiltà dell'accordo individuale fra imprenditore e collaboratore, senza l'intermediazione né del pubblico né dei sindacati. Di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che l'imprenditore ritorni ad avere consapevolezza del proprio potere, della propria libertà e del fatto che si può essere generosi, lo dico non in senso sdolcinato, si può dare perché è giusto dare e restituire, più che dare, restituire ai dipendenti anche senza l'intermediazione di sindacato e dello Stato. Quando lo Stato o gli enti pubblici intervengono, hanno un modo di operare che è inevitabilmente più complicato, inevitabilmente più difficile. Io, imprenditore, sono libero e questa libertà deve essere valorizzata. L'ideale sarebbe che lo Stato si togliesse di mezzo, che prelevasse il meno possibile dalle somme che vengono erogate a questi fini e che si mettesse lì a guardare quanto bella potrebbe essere un'azienda quando queste cose vengono per la libera volontà dei protagonisti.
Grazie Avvocato Roberto Brazzale, grazie per il suo intervento. In sintesi, che cosa può fare il sistema pubblico per queste dinamiche? In primis osservare, ma probabilmente evitare di intervenire in dinamiche relazionali tra ambito lavorativo imprenditoriale e lavorativo dipendente, probabilmente dà una sensazione maggiore di libertà, di liberalizzazione e di libertà. Ci rinviamo a tutti noi al prossimo appuntamento digitale. Sono in programma ulteriori incontri in webinar in termini di welfare promossi dall'unità operativa Veneto Welfare, e soprattutto questa videoteca di interviste che rimarrà nella storia del Veneto, ma soprattutto del welfare veneto, perché ormai ci stiamo caratterizzando anche con una sorta di welfare specifico veneto, permetterà di ricordare anche questo particolare periodo storico, giustamente come lo accennava l'avvocato Brazzale, di sinergia necessaria tra un senso di comunità, un senso umano, anche in piena condizionamento pandemico e sociale che stiamo vivendo. Grazie ancora e arrivederci. Grazie per Grazie a voi.